Caduto il sogno di Roma Olimpica, ci prova Cortina, la sfida è lanciata, ci sono 100 giorni da aspettare, poi sapremo se sarà la regina delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO e di tutti quelli che amano la neve e la montagna ad ospitare i mondiali di sci alpino del 2017. Si decide a maggio a Seul, i concorrenti sono agguerriti, St. Moritz in testa, ma nella conca ampezzana sono convinti di potercela fare, anche con l'aiuto di un testimonial d'eccezione, Alberto Tomba. Sì, che sia una volta buona perché poi se lo merita, adesso c'è più voglia, spero che sicuramente che gli anni scorsi, questa voglia di vincere veramente in questa bella che tutto il mondo conosce ci invidia. La bellezza impareggiabile di queste montagne, di queste piste, è lo stile italiano, oltre a una tradizione consolidata nell'organizzazione di eventi internazionali. Non è solo a Cortina, al suo fianco tanti personaggi dello sport, imprenditori, l'intero nord-est per una candidatura che parte da qui, da Venezia, dall'acqua della laguna, potremmo dire, alle nevi delle Dolomiti. È un segno che diamo ai 23.000 praticanti degli sport invernali e la volontà anche di ricordare che questa è una candidatura low cost, visto considerato che il pubblico non pagherà e la sosterranno direttamente i privati. In un momento difficile di crisi, un mondiale totalmente autofinanziato. Niente soldi pubblici, ma l'impegno di tanti per un progetto che servirà anche a fare di Cortina una città di montagna ancora più bella e moderna. C'è un sito, cortina2017.it, dove tutti possono fin d'ora sostenere questa candidatura. Orgoglio per le Dolomiti, per i Veneti e per tutti gli italiani.